Ormai da tempo non si fa che parlare di ripresa economica. Un piccolo spiraglio di luce ci sarà, dicono i vertici della CNA del Veneto, ma a questa seppur buona notizia si affianca una grossa preoccupazione. Ulteriori tagli di risorse porteranno ad aumentare IMU e Tasi. Risultato, nel 2015 in Veneto le due imposte potrebbero costare alle imprese ben 136 milioni in più rispetto al 2014. Una pressione ulteriore che rischierebbe di affondare imprese ormai allo stremo. C'è una piccola ripresa, dobbiamo lasciare che questa ripresa faccia il suo effetto anche all'interno dei nostri territori e delle nostre imprese. Guai se i nostri comuni aumentano ancora le tasse per le imprese. I dati parlano chiaro. A causa delle numerose manovre finanziarie, i comuni del Veneto hanno subito una riduzione dei trasferimenti erariali pari a 503 milioni di euro. Ed in Veneto il passaggio dall'ICI all'IMU più Tasi ha comportato per le imprese del Veneto un aumento della tassazione locale a 352 euro per un laboratorio artigiano e a 1780 euro per un opificio. In base ai dati dell'Osservatorio sulla fiscalità locale della CNA emerge il rischio che la copertura delle minori risorse dei comuni ricada in capo alle imprese, già duramente provate dal raddoppio della tassazione rispetto all'ICI. La richiesta della CNA è semplice. Noi chiediamo che ci sia la possibilità che nel territorio, che nei comuni rivedano un po' tutto il discorso dei servizi, mettano insieme le forze proprio per avere la possibilità di tagliare veramente la spesa pubblica. Un territorio, quello veneto, sottolinea il presidente, sostenuto dalla piccola impresa che va assolutamente salvaguardata. La parola d'ordine ora è sburocratizzare. Noi dobbiamo ridurla a zero. Provate a pensare, nel 97 si è pensato allo sportello unico, non è ancora operativo. Quindi noi dobbiamo avere uno shock positivo, cambiare drasticamente le modalità della pubblica amministrazione. Basta con la burocrazia che non aiuta ma che affossa. Occorre costruire una struttura sia pubblica che privata che sostenga lo sviluppo. Le imprese vanno lasciate nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo senza ulteriori prelevi fiscali.